Rieccoci con la seconda parte del Sindaco Risponde in questa puntata domenicale con ospite il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi, con il quale insomma, stavamo parlando di grandi opere e di sicuro all'interno della definizione di grandi opere rientrano, soprattutto in questo periodo storico, vice sindaco, i bacini di laminazione. Ne sono stati inaugurati due all'inizio della settimana nel Vicentino. Andiamo a vedere il servizio e poi ci facciamo un ragionamento insieme. Guardiamo. Quanto sarebbero aumentati i danni a Vicenza senza le vasche di laminazione dopo il maltempo di qualche settimana fa? Oggi per salvare il Veneto dalle alluvioni ci sono due nuovi bacini. Sono stati inaugurati dalla Regione Veneto tra Trissino e Arzignano nel Vicentino. Realizzati dopo la grande alluvione del 2010, questi bacini si estendono tra i due comuni e sono in grado di trattenere 3,5 milioni di metri cubi di acqua del torrente Agnoguà per la sicurezza di vasta area tra le province di Vicenza e Padova e in parte anche di Verona e Venezia. Bacino di monte e bacino di valle, 3,5 milioni di metri cubi, quello di monte a 2,7 milioni, quello di valle 800.000 metri cubi, sono 80 ettari in totale, ma anche la volontà di dire che quest'opera rientra in un progetto generale che ho messo a terra nel 2010, tant'è vero che questo bacino ha avuto inizio lavori nel 2015 ed è la volontà di dire che con questi 23 primi bacini mettiamo sicuramente in buona sicurezza il Veneto. Il costo di questi bacini è di 40 milioni di euro che ovviamente oggi ci vengono anche fare l'inaugurazione del lavoro totalmente ultimato, tanto è vero che i bacini sono entrati anche in funzione prima dell'inaugurazione proprio una decina di giorni fa. Ci vorrebbero ancora 1 miliardo di euro per realizzare ulteriori opere, ma io sono fiducioso. Quando iniziai nel 2010 ho fatto un piano da 2,7 miliardi e non avevo un centesimo. Tenete presente che prima del 2010, se andate a cercare l'ultima grande opera idraulica che è stata realizzata in Veneto, dovete andare a cercare nel 1926 quando fu realizzato il bacino di laminazione di Montebello. Dal 1926 al 2013-2014, quando sono partite queste opere, non è più stato fatto nulla. Allora, vice sindaco, bene, ovviamente, da un certo punto di vista verrebbe anche da dire era ora, ma lo diciamo perché? Perché purtroppo siamo sempre in ritardo e ce lo impone un po' l'attualità, ce lo impone il cambiamento climatico, ce lo impone la natura che in qualche modo si ribella, ce lo impongono anche le nostre scelte sbagliate fatte anni fa e quindi insomma è il momento di intervenire. Queste opere sono sicuramente comunque importanti anche per la salvaguardia idraulica di Padova. Certo, tra l'altro venerdì scorso, venerdì 22, era la giornata internazionale dell'acqua e quindi proprio in settimana c'è stato martedì scorso un convegno organizzato dal Consorzio di bonifica proprio in vista della giornata di venerdì per ragionare sull'attualità del tema acqua nel nostro territorio, in questa regione, il Veneto, in questa area della pianura padana. Noi siamo un'area di bonifica e quindi facciamo storicamente i conti con l'acqua, ma in questa fase di adattamento ai cambiamenti climatici da una parte dobbiamo lavorare per arrestare una situazione che non può perdurare e quindi il rispetto dell'ambiente deve diventare un mantra su ogni azione che noi facciamo. Dall'altra dobbiamo adeguarci a alcuni cambiamenti che oggi sono realtà, insomma. Queste opere sono opere importanti e abbiamo fatto il punto anche su questo e tra l'altro quello che si vede è che quando vengono realizzate funzionano e hanno effetti. Io lo vedo sia su scala piccola, le famose bombe d'acqua che colpivano la città di Padova, ancora oggi abbiamo alcune zone allagate, ma noi sono anni che non ci allaghiamo più a Forcellini come ci allagavamo tempo fa o in altre zone del bacino dell'area Forcellini-Crescini. Perché abbiamo aumentato le pompe idrovore, abbiamo creato i bacini di laminazione, abbiamo fatto tutta una serie di cose. Cosa è successa per esempio a Brusegana, dove anche lì il bacino è molto utile perché quella è una delle zone, se non sbaglio, più basse della città.
quella resta ancora fragile e dobbiamo completare il cerchio così come stiamo facendo, abbiamo fatto a Forcellini, perché l'area ovest resta una delle zone più fragili. Lì abbiamo un progetto grande di più opere, il bacino di eliminazione che abbiamo già realizzato come Comune di Padova è parte di questo insieme di opere. L'altra grande opera che serve a mettere in sicurezza l'area ovest della città è il canale equilibratore, così chiamato, cioè un canale scolmatore, un canale nuovo, chiamiamolo così, che convoglia tutte le acque dei quartieri che stanno ad ovest, quindi Dalti, Chiero, Montà, Chiesa Nuova, Brusegana, Mandria, e sono tutti quartieri che scaricano un po' in Bacchiglione, un po' in Fossa Bastioni, quindi all'altezza della circonvallazione, e vanno, come dire, a insistere su un'area su un canale che è troppo piccolo e quindi i quartieri si allagano. Dobbiamo creare una sorta di tangenziale, cioè un nuovo canale, visto che la città si è allargata, più esterno, che aiuta il canale più interno. Questa è un'opera molto costosa che non è ancora finanziata, ma abbiamo ultimato la progettazione, quindi insomma è importante adesso che col consorzio di bonifica arrivino le risorse, sono risorse regionali. Nel frattempo arrivano i bacini di laminazione, invece quelli che servono per le acque di piena. Opere sacrosante, era ora, perché comunque è un piano che è stato stabilito con urgenza nel 2010 e quindi dobbiamo anche riflettere come Paese sul fatto che oggi per attuare piani come questo, io sono convinto che la Regione Veneto sia anche tra quelle più, come dire, efficienti da questo punto di vista qua, ma ci mettiamo ancora 15 anni, 20 anni questo è un problema, a fare le opere. Non vorrei che, come dire, il corso dei cambiamenti climatici poi cambi anche, come dire, lo scenario, e quindi è una riflessione, come dire, che non deve suonare come una critica, ma come il fatto che quando, e per fortuna che si decise quella volta di dare poteri straordinari al presidente Zai, e quindi beneficiò di finanziamenti e strumenti che velocizzano la macchina pubblica, ma ancora non è abbastanza. Un'amministrazione, come dire, efficiente come la nostra ancora oggi ci mette moltissimo tempo a realizzare queste opere che sono fondamentali. Caldogno ha avuto la sua funzione positiva, è vero, Vicenza si è allagata, però i danni potevano essere peggiori. Ora questi nuovi vaccini, insomma, daranno un altro contributo. Una nota per chiudere questo ragionamento. Ultimamente, insomma, negli ultimi mesi, da diversi punti di vista, da diversi esponenti anche di partiti politici diversi, si sta evidenziando la necessità di completare, per così dire, la salvaguardia idraulica del nostro territorio, rendendo l'idrovia Padova-Venezia un grande canale scolmatore. Su questo, Vice Sindaco, ogni tanto, insomma, è giusto prenderci anche qualche merito, noi ci sentiamo di prenderci qualche merito, perché è una battaglia che portiamo avanti veramente da moltissimi anni. Sappiamo quanto, insomma, l'idrovia Padova-Venezia oggi sia di fatto un'incompiuta, un po' utopistico forse pensarla ancora come canale navigabile, però dal punto di vista di salvaguardia idraulica l'idrovia Padova-Venezia è fondamentale, noi lo diciamo da diversi anni. Sembra che finalmente adesso qualcosa si muova anche da questo punto di vista, non dal punto di vista progettuale, ma almeno di sensibilità su questo tema fondamentale. Ma sono anni che se ne parla, ogni volta che c'è un evento importante si chiama in ballo l'idrovia o canale scolmatore e si dice: ma a che punto siamo? Allora io penso che, visto il ragionamento che si faceva prima, che in questo paese, come dire, fare le opere ci sia molto tempo, e sull'idrovia stiamo vedendo, insomma, non siamo, come dire, bloccati. C'è un progetto di fattibilità che è fermo in regione non so da quanti anni. Io una scelta che adotterei subito è quella di dire si faccia un canale scolmatore, è un'opera più semplice,
è un'opera comunque molto costosa, comunque è giusto molto dirlo. costoso, certo, ma è un'opera più semplice, ma noi oggi l'urgenza che abbiamo è quella di scolmare le acque, di piena. E se i tempi di realizzazione sono quelli di cui stiamo parlando per realizzare un bacino di eliminazione, che è un'opera colossale, ma è un'opera più piccola di un'idrovia, perché un conto è avere a che fare con le resistenze di piccoli comuni, diciamo, un conto è avere a che fare con le resistenze e le complicazioni che ci sono in tanti comuni che attraversa, insomma, un'opera come quella, con le complessità di un'opera come quella. Non vorrei che poi, passando poi così tanti anni, lo scenario cambia ulteriormente e si aggrava ulteriormente. Anzi, noi questo stiamo vedendo, noi stiamo andando incontro a una tendenza che vede i mari che si alzano sempre di più. Ora, non voglio arrivare a conclusioni, come dire, catastrofiche, ma se i mari si alzano di più faremo più fatica a scaricare i fiumi in mare, e quindi non dico che ci stiamo allagando domani la pianura padana, ma comunque se oggi facciamo fatica a scaricare i fiumi, con i mari più alti faremo sempre, man mano faremo sempre più fatica, quindi dobbiamo dotarci di opere, ancora di più opere, insomma, di opere più efficienti, di una capacità di smaltimento delle acque ancora maggiore. Va bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata domenicale del Sindaco Risponde. Grazie al vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi per essere stato ospite nei nostri studi. Grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito in questa puntata del Sindaco Risponde, che torna come di consueto martedì della prossima settimana alle ore 19. La linea invece adesso a Francesco Cocchiglia e a tutti in campo per seguire in diretta la sfida di Serie C tra Pro Vercelli e Padova. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Arrivederci.